Allora, la questione di Shakespeare risale ormai a secoli fa, ma il primo in Italia a sollevare il problema fu il professore Santi Paladino, di cui adesso ci parla Saul Gerevini. Allora, Santi Paladino, a mio avviso, ha fatto un'operazione straordinaria perché credo sia stato il primo, se non in contemporanea con John Harding in Inghilterra, a identificare un tipo di scrittura nelle opere di Shakespeare che praticamente apparteneva fortemente a John Florio. Allora lui, guardando gli scritti di John Florio e gli scritti di Shakespeare, ipotizzò che l'autore nascosto delle opere di Shakespeare, quindi l'anima nascosta di queste opere, fosse Michelangelo Florio, e che poi il figlio John Florio abbia ripreso gli scritti del padre, li abbia rielaborati e ne abbia tratto le opere di Shakespeare. Perché all'epoca fu avversato anche dal potere, dal governo italiano questo professore? Beh, credo che i tempi allora non erano maturi per un'analisi di questo genere, perché a mio avviso Santi Paladino fece un'operazione straordinaria, ma in Italia ipotizzare una cosa così era completamente fuori luogo, cioè sembrava un'allucinazione perfetta. Mentre è più strano e illogico che gli inglesi abbiano ridicolizzato su questa teoria, perché in effetti noi abbiamo tracce di Michelangelo Florio all'interno della famiglia Pembroke. I Pembroke sono quella famiglia a cui è stato dedicato i sonetti di Shakespeare, quel misterioso mister così tenuto in riservatezza dal Thomas Thorpe nei sonetti, non è altro che il conte di Pembroke. Di conseguenza lui era uno inserito potentemente in questa famiglia, il Michelangelo Florio. Quindi quando Santi Paladino fa un'analisi del suo tipo di scrittura, noi dovremmo quantomeno andare a vedere come scrive Michelangelo Florio, vedere le sue influenze nella letteratura di suo figlio, vedere le capacità linguistiche di suo figlio, vedere come queste si sono evolute nelle opere di Shakespeare. Quando noi andiamo per esempio a vedere che John Florio, linguista tanto capace quanto suo padre, per pubblicare la sua seconda edizione del dizionario A Words of Words del 1611, dedicato alla regina Anna di Danimarca, moglie di Giacomo I, praticamente scopriamo che lui ha, oggi diremmo scannerizzato, ma praticamente ha scannato qualcosa come 250 libri, cioè li ha letti sistematicamente per riportare in inglese qualcosa come 80.000 termini che vengono tradotti da un corrispondente di 150-160.000 termini inglesi, diversi l'uni dagli altri. C'è una simmetria linguistica tra i termini italiani e i termini inglesi. Queste erano le capacità linguistiche di Florio, ma non solo. Consideriamo per esempio che il linguaggio che ha inventato Shakespeare è un'opera grammaticale codificata da John Florio già nei primi frutti del 1578. Quindi la ricerca di Paladino, di Santi Paladino, che identificava le tracce linguistiche di Shakespeare negli scritti di Michelangelo Florio, ha senso. Poi dopo ci sono altre cose che devono essere indagate, ma le tracce che ci vengono date devono essere comunque esplorate. Come per esempio lo scritto di Martino Juvara, quando lui dice nel suo libro che Shakespeare è nato a Messina perché nel 1500 e qualcosa, 1550 mi pare, ma fu scritta un'opera, molto traffico per niente appunto, da questo Michelangelo Florio che poi dopo andando in Inghilterra cambiò nome eccetera. Questa traccia è da ricercare e da approfondire, perché io non vorrei che questa traccia di cui parla Martino Juvara non fosse altro che quella di Michelangelo Florio, che in fuga dall'Inquisizione soggiornò probabilmente anche a Messina. Per dati certi lui fu in Calabria e di conseguenza questo ci dà l'indicazione che poteva essere anche lui. Ora, il dato però è riprendere anche... Quindi la prova sarebbe, una prova inconfutabile sarebbe trovare questa stampa fatta a Messina. Sarebbe, perché altrimenti diventa un pourparlers, ma anche se è un pourparlers, a me interessa che c'è la possibilità di un Michelangelo Florio laggiù, e comunque in Sud Italia Michelangelo Florio si fu.
Va bene, siamo qua al Bar Italia e stiamo parlando di Shakespeare italiano. Al Bar Italia di Firenze siamo proprio accanto alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che forse contiene la prova di questo mistero.